Ciurilla imbuttunata. Io lo fa oggi. Lo faccio al kebab. Pigliate carta e penna e venite appresso a me. Una cosa, prendete i ciurilli, questi qua, e ci togliete questo qua, vedete? Il zizziniello, perché questo qua è amaro. Che avete spampanato, squalleriato i ciurilli e ci avete tolto il zizziniello, passiamo all'impasto da mettere dentro il ciurillo. Adesso prendete qualche foglia di vasenicola, la spampaniate, ecco qua, la facete piccola piccola, mettete in una ciotolina e aggiungete qualche cucchiaio di ricotta. Cucchiaio di ricotta, a sentimento un po' di formaggio pecorino, un po' di salame napoletano, volete? E facete un bello misca francesca. Tagliate un po' di provola, guardate com'è bello, tieni latte, e adesso la metto nella ricotta, salame e tutto un ciuciamento che abbiamo fatto prima e facciamo un altro miscamento. Questo qua ci servirà per imbottire il ciurillo. Qua ragazzi, vedete? Siamo pronti e stiamo facendo il ciurillo imbuttunato. Ecco qua, adesso lo chiudiamo, lo passiamo nella pastella. Qua ragazzi ho fatto una pastella di acqua e farina, leggera leggera, e la passiamo tutta fuori al fiore di zucca. Ecco qua, siamo pronti per friggere. Ecco qua ragazzi, i ciurilli sono pronti e adesso assaggiamo. Assaggiamo. Mamma mia, che cosa sono? Ciurillo imbuttunato, vi è piaciuto? Scrivetemi nei commenti.